A distanza di un anno dal tragico crollo del ponte Morandi, Genova si è fermata a pregare per le vittime. Angeli della città, ha detto il cardinale Bagnasco, invitando i presenti a rimanere uniti. La giornata del dolore e dell'orgoglio di una città che si rialza, ha sottolineato il presidente Giovanni Toti. Il sindaco Marco Bucci ha annunciato entro aprile il nuovo ponte. Vogliamo sapere la verità e la massima attenzione delle istituzioni sulle infrastrutture dello Stato, la richiesta del Comitato dei familiari delle vittime durante la commemorazione. Riapre il porto Carlo Riva a Rapallo, sino al 30 settembre si potranno utilizzare il mono Langano e il Pontile 1. In caso di cattive condizioni meteo le imbarcazioni potranno lasciare l'approdo e raggiungere quelli vicini. A Cogogno è andato in scena il 37esimo Addio du Fantin, tra falchi, danze medievali, mangiafuochi e giochi d'armi, l'impegno di tanti volontari appassionati. Questa sera la torta dei Fieschi a Lavagna. Buongiorno a tutti, benvenuti a Tigullio oggi. Un minuto di silenzio, quello che Genova ha tributato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, avvenuto esattamente un anno fa, alle 11:36 la città si è fermata e con questo minuto di silenzio si è stretta in un abbraccio ai familiari radunati presso la pila 9 del costruendo ponte sul Polcevera, dove si è svolta la cerimonia commemorativa con la messa presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, con gli interventi delle autorità e anche dei familiari delle vittime. Per noi ha seguito questa mattina in diretta l'intera celebrazione Maurizio Garrefa, che in questo momento ci parla direttamente dal luogo dove un tempo sorgeva il ponte Morandi e dove ora sono aperti i cantieri per il nuovo viadotto che collegherà la città. Sentiamo allora, diamo subito la linea allora a Maurizio Garrefa per la cronaca di questa mattinata. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Pochissimi istanti fa le autorità e le persone presenti alla celebrazione di suffragio per le 43 vittime del ponte Morandi hanno lasciato il capannone, luogo della celebrazione. Pochissimi istanti fa il Premier Conte è andato via. Alle mie spalle vedete la cartolina della Val Polcevera senza il vecchio ponte Morandi, però vedete le gru della ricostruzione, così sono state chiamate durante la celebrazione di questa mattina, perché i lavori per la ricostruzione vanno avanti e proprio là in fondo vedete anche l'impalcato della nuova pila 9, il primo segno della rinascita. Un anno fa qui il ponte Morandi si spezzava alle 11:36 portando con sé nel greto del fiume, in tutte queste parti qui attorno appunto, la vita di 43 persone. Non dimentichiamo però anche i feriti, le numerosissime persone sfollate e i tanti disagi per questa città che in qualche modo rimane ancora sospesa. Ebbene, accanto alla pila 9 il capannone industriale, dove è stata celebrata la messa di suffragio presieduta dall'arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco, che si è soffermato su alcuni punti. Intanto ha pregato per le vittime e per i familiari, ha parlato della luce, dei soccorritori sbucati da ogni dove, come se fossero miracolosamente pronti per essere presenti e operativi, ha parlato delle difficoltà della città di Genova, ma ha anche invitato a restare uniti. Vediamo la sintesi. Giorgio Donaggio, Toirano, Gerardo Esposito, Torre del Greco,
Un anno dopo il crollo del ponte Morandi, Genova si è riunita nella preghiera accanto alla Pila 9 in fase di costruzione per ricordare le 43 vittime di quel tragico evento. Una giornata soleggiata ha accompagnato il momento semplice e composto. In prima fila i familiari delle persone che persero la vita il 14 agosto del 2018, definiti dal cardinale Angelo Bagnasco, che ha presieduto la liturgia Angeli della città. Genova non li dimenticherà mai. Abbiamo incisi nel cuore quei giorni, quell'Apocalisse che ci ha lasciati senza respiro, che ci ha fatti sentire svuotati, come se tutto, d'improvviso, fosse precipitato nel buio. Ma al buio delle tenebre Genova ha saputo anteporre la luce della speranza, quella portata dai soccorritori che sin da subito, senza risparmio, si sono prodigati per salvare delle vite umane. Una luce che man mano si è ingrandita, che si è fatta largo tra le macerie alla ricerca di vita. È la luce dei soccorritori, sbucati da ogni dove, come se fossero miracolosamente pronti per essere presenti e operativi. È stato solo dovere? No, è stato anche amore. Essi hanno espresso l'anima di Genova, ha proseguito il cardinal Bagnasco, che ha poi ricordato i disagi degli abitanti della zona, dei lavoratori che avevano le loro attività. Tutti hanno vissuto un distacco familiare caro che ha messo in crisi il loro lavoro, ma su tutto ha alleggiato la speranza di credere in un futuro non lontano che oggi cominciamo a vedere. In ultimo, una consapevolezza. Se restiamo uniti e ci lasciamo umilmente abbracciare da Dio, cari amici, allora saremo capaci di abbracciarci gli uni gli altri con sincerità di cuore. E le nostre capacità, come i pochi pani e i pochi pesci della parabola evangelica, si moltiplicheranno e faranno miracoli. Dopo la messa celebrata dall'Arcivescovo di Genova alle 11:36, il momento esatto del crollo del ponte, il 14 agosto dell'anno scorso, si è svolto un momento di silenzio. Tutta la città, possiamo dire, si è fermata, le campane delle chiese hanno suonato a lutto, lo avete sentito anche nella copertina. Questo momento è stato preceduto dal discorso delle autorità. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha sottolineato: siamo qui perché vicini al vecchio ponte, al ponte crollato, ma anche più vicini al ponte nuovo, quello che si sta costruendo. Tutti abbiamo lavorato duramente, ha sottolineato, per far sì che la città migliori. È un segnale forte, ha detto, che stiamo dando all'Italia, all'Europa e al mondo. Un segnale di che cosa vuol dire quando lavoriamo uniti e quando lasciamo da parte gli interessi personali. Ma quando sarà pronto il nuovo ponte? Ascoltiamo l'intervista al sindaco Bucci. L'atmosfera ovviamente di ricordo, diciamo, questa è una commemorazione, quindi di commemorazione, anche però un'atmosfera di crescita, perché la città vuole crescere, continuare a crescere, vuole mettere l'infrastruttura a posto. Genova si merita un'infrastruttura di primo livello ed è quello che stiamo facendo. La città è unita, sta collaborando. Voglio dire, è esattamente quello che mi aspettavo, quindi ho fiducia che andrà avanti così per tutta la giornata, ma non solo per questa giornata ovviamente, anche per tutto il resto del tempo e per il lavoro che ci resta da fare. Sindaco, i parenti sono un po' dispiaciuti per la partecipazione dell'amministratore delegato di Autostrade. Ma poi io, per quanto riguarda i parenti delle vittime, accetto e capisco qualunque tipo di feeling o qualunque tipo di pensiero. Provate voi, come talvolta cerco di mettermi nei loro panni, provate voi cosa vuol dire perdere una persona cara, e ovviamente tutti i feeling e tutte le manifestazioni dei parenti secondo me sono accettabili e devono essere rispettate. Dopodiché penso anche che sia giusto per tutti quanti arrivare a venire alla cerimonia di commemorazione. È un gesto che è importante secondo me. È importante essere tolleranti in questo sistema ed è giusto che sia così. Il nuovo ponte è qui, la pila 9 è già a quasi 20 metri, le altre fondamenta, abbiamo 11 pile già con fondamenta, quindi dobbiamo andare in questa direzione. I lavori sono sul piano, io sono convinto e confidente che a fine aprile noi inaugureremo il ponte. Ha parlato con il Ministro, con il Premier Conte? Sì, l'ho accompagnato. Ovviamente il Premier Conte si associa ai sentimenti della giornata di oggi
e alla volontà di fare una commemorazione di quelli che hanno perso la vita e nello stesso tempo di rinsaldare e continuare a supportare tutti gli investimenti di cui noi abbiamo bisogno per far tornare Genova una grande città. Come ho detto l'altro giorno, ho avuto l'assicurazione dal governo che il supporto sarà continuo e comunque io credo nell'allineamento di obiettivi. Genova, una grande città, è un obiettivo con una grande infrastruttura, è un obiettivo che per Genova ovviamente, per i genovesi, ma anche per la Liguria, per l'Italia, per l'Europa, per tutti, quindi siamo allineati con lo stesso obiettivo. Non c'è motivo per cui ci dobbiamo fare la guerra, io mi aspetto un supporto da tutti. Che ha parlato, non ha la Regione Liguria, Giovanni Toti però lo ha presenza anche fisica, non ha perso un giorno per chiamare. Il dolore si può lenire, non può rimanere questa vicenda tra le tante d'Italia dove appunto ancora la verità non si conosce. Lo abbiamo intervistato, ascoltiamo anche lui. È una giornata certamente di dolore ma anche di orgoglio per questa città, di dolore perché ricordiamo 43 vittime, per cui speriamo ci sia presto una giustizia che non deve essere una giustizia sommaria di piazza e di polemica, ma deve essere giustizia legata alla verità dei tribunali. L'orgoglio perché è una città che arriva un anno dopo risollevata con tutto quello che doveva e poteva essere fatto, che è stato un esempio di collaborazione tra istituzioni, cittadini, parti sociali e quindi credo che oggi sia una giornata di grande dolore perché ricordare per chiunque c'era un anno fa esattamente a quest'ora in questa città è un ricordo che non scomparirà mai, ma è anche un momento di grande orgoglio perché oggi ricordiamo un anno di lavoro che non è finito ma che ha fatto tanto per questa città. Prima di chiudere non possiamo non citare anche le parole pronunciate da Egle Possetti, presidente del Comitato delle Famiglie del Ponte Morandi, un momento molto commovente. Ha detto la Possetti: non dobbiamo buttare a mare la nostra forza, la dobbiamo ritrovare, la dobbiamo recuperare. Soprattutto ha invitato a cercare la giustizia, dobbiamo avere fiducia nei beni pubblici, ha detto, costruiti con il sudore e i soldi dei cittadini onesti e che non possono essere causa della loro morte. Ascoltiamo allora anche questo passaggio, dopodiché da Genova è tutto e la linea può tornare allo studio. A voi. 43 persone innocenti hanno perso la vita ed è così assurda la loro morte che non possiamo rassegnarci ed accettarla. Stiamo sopravvivendo da un anno e vorremmo provare a vivere nuovamente, ma è come una montagna infinita da scalare. Non possiamo pensare di non abbracciarli più, di non vedere più i loro sorrisi, ma per la loro memoria dobbiamo avere grande determinazione nella ricerca della verità, perché quanto accaduto è inaccettabile. I nostri cari hanno avuto un'unica colpa: essere in quel preciso istante, in quel preciso luogo. La loro è stata una condanna a morte senza possibilità di appello. Come cittadini non possiamo accettare che eventi di questo tipo possano accadere. Chiediamo ai nostri rappresentanti, qui intervenuti numerosi, un segnale concreto affinché i cittadini possano sentirsi tutelati. I nostri rappresentanti devono gestire con la massima attenzione l'affidamento di beni pubblici. Al contempo dovrà essere potenziata la vigilanza. I beni demaniali sono costruiti col sudore dei cittadini onesti e non possiamo permetterci che siano loro stessi la causa della morte di persone innocenti. Chiediamo anche ai cittadini che hanno partecipato al nostro dolore di essere vigili ed attenti sempre, di mantenere viva la coscienza civile per stimolare azioni concrete della classe politica. Noi continueremo a lottare con l'umiltà di semplici cittadini, ma con la determinazione di chi sa che questo dolore, così grande nel nostro cuore, non possa affievolirsi se non sarà direzionato verso un orizzonte positivo.
cercando di restituire un po' dell'affetto che abbiamo ricevuto e cercando con determinazione la verità e il cambiamento, perché noi queste 43 vittime non le dimenticheremo mai. Anche nella nostra diocesi ci saranno momenti di preghiera in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Questa sera alle 23:15 durante il Rosario Meditato e alle 24 durante la messa solenne celebrata al Santuario di Montallegro, un ricordo speciale nella vigilia della solennità dell'Assunta che sarà celebrata domani con le Sante Messe alle 8, alle 10, alle 11:30, alle 16 il canto del Vespro e poi alle 17 la Santa Messa. Nella parrocchia di Santa Sabina di Trigoso, nella messa di domani mattina alle ore 10 si pregherà per le 43 vittime del crollo del viadotto sul Polcevera. In particolare saranno ricordati Andrea, Claudia, Manuele e Camilla Vittone, che spesso sono stati villeggianti nel borgo di Trigoso a Sestri Levante. La solennità dell'Assunta verrà celebrata anche in altre comunità parrocchiali della diocesi. Domani mattina alle 10 la messa al santuario di Nozzaregho e alle 18 all'oratorio dell'Assunta a Portofino. Nella comunità parrocchiale di San Pietro a Riva Trigoso la Madonna viene venerata col titolo della Madonna del Buon Viaggio. Domani mattina alle 10 la messa solenne sarà presieduta dal vescovo Alberto Tanasini. Nel pomeriggio alle 18 la messa vespertina, alle 20:30 il canto del Vespro e la processione. Nella comunità di Santa Maria del Campo oggi pomeriggio la messa della vigilia alle 18 sarà presieduta dal vescovo Alberto Tanasini. Domani le celebrazioni eucaristiche saranno alle 8, alle 10:30. Alle 20, alle 20:45 la processione con i crocifissi dell'Arciconfraternita di Nostra Signora del Suffragio. E rimaniamo a Rapallo perché il porto Carlo Riva riapre limitatamente al molo Langano e al pontile 1 e solo sino al 30 di settembre. Ai comandanti delle unità da diporto saranno fornite tutte le informazioni utili ad una permanenza sicura, specie in caso di cattive condizioni meteo marine. In quel caso le barche potranno lasciare l'approdo e raggiungere quelli vicini. Inoltre, grazie all'accordo tra i Vigili del Fuoco, la società Carlo Riva garantirà un presidio antincendio. Sono le principali prescrizioni contenute nell'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto. Sentiamo. Il porto Carlo Riva di Rapallo può riaprire. Il Comune ha revocato l'ordinanza di chiusura dello scorso 25 luglio che di fatto prendeva atto della mancanza delle condizioni necessarie di sicurezza per imbarcazioni e diportisti. La revoca è stata resa possibile dall'ordinanza firmata dal comandante Antonello Piras, con cui la Capitaneria di Porto autorizza in via provvisoria l'utilizzo del molo Langano e del pontile numero 1, imponendo una serie di prescrizioni. Chi entra in porto dovrà essere dettagliatamente informato delle attuali condizioni. Le imbarcazioni saranno ormeggiate secondo un piano preciso ed elencate in un documento che dovrà comprendere i recapiti telefonici di ogni comandante. Il porto sarà comunque interdetto in determinate condizioni meteomarine. Viene rilasciata la possibilità ovviamente al comandante dell'unità di valutare se permanere in porto oppure no. La direzione del porto, quindi il concessionario, avrà cura di comunicare queste informazioni a tutti quanti gli utenti all'atto dell'arrivo in porto, quindi ai vari comandanti delle unità. Però ovviamente il codice della navigazione riconosce una responsabilità diretta anche del comandante dell'unità, il quale potrebbe valutare comunque pericoloso lasciare il porto, più pericoloso lasciare il porto rispetto alla sua permanenza all'ormeggio. L'utilizzo del porto in particolare è subordinato alla messa in opera del sistema antincendio provvisorio. È stato implementato sotto il profilo appunto delle dotazioni antincendio, ma anche sotto il profilo del servizio di guardiania, quindi inteso come dotazioni, come persone che fisicamente svolgono questo servizio. Per questo motivo il Porto Carlo Riva ha sottoscritto un accordo con i Vigili del Fuoco che provvederanno ad integrare l'organico dei dipendenti del Carlo Riva per garantire un pronto intervento in caso di un principio di incendio. Resta interdetto l'utilizzo della diga foranea costituita dal molo sud e molo est del pontile 2 e 3. Il porto chiuderà nuovamente dopo il 30 settembre. Era determinante capire quali erano le capacità di resistenza della diga stessa al moto ondoso
in maniera tale da poter appunto individuare questi limiti. E nell'ambito di questa valutazione, oltre a tener conto ovviamente dell'altezza significativa delle onde, si è tenuto conto anche del periodo temporale in cui c'è la maggiore probabilità che si verifichino determinati eventi. Lavagna e Cogorno si immergono per 2 giorni nel Medioevo. Ieri sera la rievocazione dell'addio al celibato del conte Opizio Fieschi e questa sera a Lavagna la celebre torta dei Fieschi con le nozze tra il conte e la nobildonna Bianca de Bianchi, il corteo e la distribuzione della torta sulla piazza. Al Borgo dei Fieschi, grazie al sostegno del comune di Cogorno, è andato di scena l'addio du Fantin. Una serata immersi nell'atmosfera medievale al Borgo dei Fieschi con l'Addio du Fantin che da 37 anni precede di 24 ore la rievocazione storica delle nozze fra il conte Opizio Fieschi e la nobildonna Bianca de Bianchi. Al Borgo dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno l'addio al celibato del conte comprende il banchetto, le esibizioni del gruppo musici e sbandieratori dei Sestieri di Lavagna, le esibizioni della compagnia d'armi Flos Duellatorum e le grazie d'amore con i suoi 20 figuranti accompagnati da tante bambine. Purtroppo non ci sono delle vere coreografie scritte di danze medievali. Ci sono stati dei maestri che nei primi anni del Novecento hanno cominciato a scoprire questo tipo di danza, questo tipo di cose, e attraverso le miniature si sono ricreate queste coreografie in base a una metrica di passi, a una metrica di musica, ed è una cosa molto molto interessante. Quanto allenamento ci vuole per fare questi combattimenti in maniera che siano il più realistico possibile? Diciamo che di base ci vogliono degli anni ad acquisire la capacità e diciamo l'abilità del maneggio. Poi una volta che uno è arrivato a un certo livello, il combattimento in sé si può anche preparare abbastanza rapidamente. Ogni anno si alternano gruppi ospiti, sono tornati anche per l'edizione 2019 gli Yanna Tampè con i loro spettacoli con il fuoco e hanno incantato il pubblico e i falconieri dell'associazione Il Mondo nelle Ali. La falconeria fa parte della nostra umanità, nasce 4.000 anni fa quando l'uomo impiegò questi animali per motivi venatori e da allora ad oggi è un'arte che peraltro è stata riconosciuta nel 2010 dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, quindi stiamo parlando veramente di uno scorcio della nostra storia che ad oggi è diventata una passione per tante persone che desiderano avvicinarsi a questo straordinario mondo. È partita dall'aver conosciuto 2 maestri di arti marziali indiane, i quali poi li abbiamo seguiti appunto in India per studiare quest'arte col fuoco, e da lì ci è nata un po' la passione che poi abbiamo sviluppato negli anni. Quindi tutto è nato da dei maestri di arte marziale indiana, che è l'arte che noi portiamo nei nostri spettacoli. Come si fa il mangiafuoco? Cioè il trucco del mangiafuoco è? È un trucco, è proprio un trucco. Non si può rivelare. Ci sono delle tecniche da seguire, delle regole rigide, rigidissime da seguire per non farsi male, degli studi, comunque anche tanta pratica. Andiamo ora sul nostro sito teleradiopace.com, parliamo del MUCAST. Alla cooperativa geologica sono state affidate le visite guidate nel MUCAST, il Museo Archeologico di Castiglione Chiavarese, che comprende quella che è considerata attualmente la miniera di rame più antica di tutta l'Europa occidentale, sfruttata dalla preistoria sino all'età moderna. Il MUCAST fa parte del sistema integrato museale di Sestri Levante Castiglione Chiavarese, gestito in maniera integrata da Mediaterraneo Servizi. L'obiettivo della nuova collaborazione è quello di stringere sinergie con altre realtà locali, specificare l'offerta didattica e individuare le opportunità di ampliamento dell'offerta turistica. Domenica la miniera di Monteloreto sarà aperta al pubblico non solo per la visita guidata, ma per fare un aperitivo al fresco delle affascinanti misteriose gallerie sotterranee, gustando il vino dei vinacelli ballerini invecchiato in miniera. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutti gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola retromarcia e slalom, si parla della crisi di governo, Salvini cambia linea su dimissioni dei ministri e taglio parlamentare ma conferma la sfiducia a Conte, Di Maio cerca l'incasso, il PD si propone, il Quirinale è sorpreso per l'idea di congelare la riforma. L'intervista all'ex ministro della giustizia Orlando, sia l'intesa tra il PD e Movimento 5 Stelle ma su principi e punti cardini.
E l'editoriale di oggi: per una politica davvero morale, non bugie, massaggi compromessi, di Mauro Leonardi. Una vicenda che ha commosso tutta l'Italia, la morte della conduttrice televisiva Nadia Toffa, Nadia Giuseppina e le mamme. È una grazia. La fotonotizia che arriva da Genova, e poi si parla chiaramente anche di migranti, pure i minori senza porto. Il Tribunale si fa sentire, nessun approdo per Open Arms e Ocean Viking in violazione delle norme. Russia, radioattività dopo l'esplosione, incidente nella base missilistica, e poi pellegrinaggi in viaggio di nozze a piedi con Sant'Agostino. Commercio, congelati i dazi, USA, Stati Uniti e Cina trattano. Ma parlavamo del ponte di Genova, crollato un anno fa. Genova da ricostruire, non c'è solo il ponte, andiamo a vedere oggi appunto città ferma, e l'intervista al governatore ligure Toti: l'ovazione ai funerali fu vera unità, poi dai giacobini soltanto pasticci. Passiamo invece al secolo XIX, che alla tragedia di Genova e all'anniversario dedica interamente un'edizione, oggi diretta dall'architetto Renzo Piano. E vediamo appunto la foto che Renzo Piano ha scelto come apertura di questo giornale, che oggi ospita numerosi protagonisti della scena genovese. E veniamo al Levante: posteggi blu incassati 1 miliardo e 400 milioni in 7 mesi, ma quasi 9.000 posti non pagano la sosta, persone non pagano la sosta. Primo bilancio della gestione 2019 di Marina Chiavari: il mese più ricco con oltre 275.000 euro è stato quello di luglio. E sempre dal Levante una notizia di cronaca: hashish purissimo, arrestati 2 spacciatori. I carabinieri scoprono un laboratorio a Lavagna in cui si produceva il bubble hash, sequestrati 5 kg e 10 piante di marijuana, dosi pronte per la vendita anche a Santa Margherita Ligure, dove va nei guai un uomo. Il San Margheritese Francesco Faccini è stato nominato presidente della Commissione Locale del Paesaggio di Santa Margherita Ligure, organo tecnico consultivo che si esprime su questioni in materia di paesaggistica e ambiente nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale. Nato a Rapallo nel 1968, è docente del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita all'Università di Genova, dove si occupa di dissesto idrogeologico, di geodiversità nelle aree protette liguri. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono altre notizie. Per noi oggi Emanuela Castello. Sì, grazie Cristina e buongiorno a tutti. I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti ieri sera a Zoagli, in via Barduzzi, per salvare un gattino di 4 mesi che era scappato alla padrona ed era caduto sulla scogliera. I pompieri si sono imbragati ed ancorati ad un pino marittimo e si sono calati fino a raggiungere il felino. Recuperato e portato in salvo, lo hanno restituito alla padrona. È tutto, linea allo studio. Grazie, e con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione ritorna su Telepace 1 al canale 15 alle 19.15, alle 20.30, 22.45. Vi ricordo che prosegue sul canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.